Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il nostro maestro era un rabbi che amava i banchetti, al punto che veniva spregiativamente descritto come un mangione e un beone. E non a caso il cuore di questa celebrazione odierna del Corpus Domini è una tavola, perché è attorno alla tavola che Gesù raccoglie i suoi amici, incontra le persone anche più periferiche rispetto ai suoi percorsi abituali, ed è proprio legato ad una cena il segno inconfondibile della sua presenza che dura nel tempo, cioè l'Eucaristia. Siamo qui nel giorno del Signore per rivivere questa grande forma di presenza che mai ci abbandona, nel contesto di questo vostro importante appuntamento che rievoca i 70 anni del Masci. Vogliamo allora vivere con occhi puliti questo segno che Gesù ci ha lasciato, che qualche volta, vuoi per inerzia, vuoi per abitudine, rischia di essere un segno appannato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, che è mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra Uomini amati dal Signore, noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato
noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e li mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insieme proclamiamo la sequenza. Ecco il pane Degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato, con il simbolo che è annunziato, il sacro dato a morte, nell'anello della Pasqua, nella manna
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede a loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Ha il sapore di un thriller poliziesco l'indizio che Gesù offre, come abbiamo appena ascoltato nella pagina del Vangelo, per individuare il sito dove celebrare e vivere insieme la Pasqua, quella ultima della sua vita. In effetti un uomo con la brocca d'acqua sulla testa era piuttosto raro a quel tempo, più facile era individuare una donna, non so se era uno scout o uno del Masci, che stava in terra di Israele. Sta di fatto che questo particolare che l'Evangelista Marco rileva serve a dire una cosa, e cioè che per Gesù le ultime ore della sua vita non sono un susseguirsi di eventi casuali. Gesù è assolutamente padrone degli eventi che lo attendono e lucidamente prefigura l'ultimo atto della sua vita che in anticipo rispetto alla sua passione sarà, come dire, concentrato in quell'ultima cena. Gesù dunque, attraverso quella cena in cui l'agnello viene sostituito da se stesso, vuole anticipare il senso della sua vita, che si concentra in quelle poche parole che vengono sussurrate ai suoi e che noi ripetiamo ad ogni Eucaristia. Prendendo il pane dice: prendete, questo è il mio corpo, e ancora assumendo il calice: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti, cioè per tutti. Ed è interessante notare che la prima generazione dei cristiani collochi l'ultima cena e dunque l'istituzione dell'Eucaristia tra 2 clamorosi tradimenti, il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Dunque Gesù compie il suo atto estremo di donazione lucidamente consapevole che sta dando, per così dire, a gente che non comprende se stesso. Ma è proprio questo scarto che esiste tra la grandezza del dono e l'assoluta incomprensione dei suoi che dice che cosa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è il segno di Dio che non è venuto a rimettere in ordine le cose su questa terra, non è venuto neanche a fare giustizia
esibendo la propria forza e la propria integrità rispetto all'imperfezione e ai peccati degli uomini. No, Dio attraverso suo Figlio è venuto a dirci semplicemente una cosa, che il suo amore è gratis e che prescinde da qualsiasi nostra forma di corrispondenza. Per questo, come ha detto Papa Francesco una volta con il suo eloquio solitamente molto netto, l'Eucarestia non è il premio dei santi, ma è il pane dei peccatori. E questo dobbiamo sempre averlo ben presente, perché ci dice da un lato la gratuità di questo dono, ma vorrei dire che ci dice anche la maturità di questo amore. Gesù è un adulto che mostra di essere affettivamente maturo, perché giunge al dono estremo di sé senza dover lì stare a commisurare quello che gliene torna. Ecco, io vorrei consegnarvi semplicemente questo come compito per i prossimi vostri 70 anni, perché qui si evoca nell'Eucarestia l'alleanza tra Dio e l'umanità, e parlando a voi non si può non far riferimento a un'altra decisiva alleanza, che oggi è l'alleanza educativa, che tra le generazioni dobbiamo sempre di continuo rimettere in campo, nonostante fallimenti, insuccessi, frustrazioni. Credo che ci voglia da parte di tutti noi adulti la stessa consapevolezza del Maestro, che nell'atto di offrire se stesso lo fa lucidamente, senza dover attendere nulla in cambio. Ed è questa maturità ciò che oggi manca all'adulto medio, perché noi stiamo, per così dire, esonerandoci dall'educazione, perché ci sembra che i conti non tornino, ci sembra cioè che il nostro impegno sia vuoto a perdere, perché tanto non si combina assolutamente nulla, e allora si tira come conseguenza la decisione di abbandonare il campo, mentre ciò che l'amore di Gesù manifestato nell'Eucarestia ci fa comprendere, che l'amore vale per se stesso e che dunque anche l'atto dell'educare ha un valore in se stesso, intrinseco, a prescindere da quelli che possono essere i risultati, che dipendono dalla libertà umana oltre che dalle circostanze storiche. Esonerarsi dall'educazione, lasciando che le cose vadano come vanno, è oggi una pericolosa tentazione, ammantata qualche volta perfino da argomentazioni apparentemente solide, ma che in realtà tradiscono la nostra insufficienza affettiva, perché noi siamo disposti a spenderci solo e nella misura in cui ci torna immediatamente qualcosa. Invece la vita, come voi genitori mi insegnate, è un dare, è un trasmettere senza avere la pretesa di un ritorno, è un investimento sul futuro. E per concludere vorrei, per tornare all'Eucaristia, chiudere con un'osservazione, che è quella che Gesù fa al lato della coppa del vino. Dice Gesù: in verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Con queste misteriose parole Gesù fa intendere che Dio porterà a compimento la sua opera, perché Egli non lascia mai niente di incompiuto. E questo attiene allora alla nostra fede, che è tutt'uno con la nostra speranza. Dobbiamo avere la certezza che Dio quello che promette mantiene, e che a dispetto delle apparenze e di quello che sta accadendo intorno a noi e talora dentro di noi, in realtà Dio quello che ci ha garantito con il segno dell'Eucarestia lo porterà a definitivo compimento, e questo in una prospettiva ultima, perché soltanto quando si ha questa speranza ci si sottrae alla sensazione di aver lavorato e faticato invano. Per questo ora ci soccorra la preghiera, quella che abbiamo detto per bocca di San Tommaso d'Aquino: buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi,
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è parlato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. rivolgiamo ora a Dio con fiducia la nostra preghiera dicendo tutti insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per le vocazioni sacerdotali, perché il Signore guidi i nostri pastori a trovare nuove vie per arrivare ai cuori di tutti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il MASCI testimoni lo scautismo al servizio del pianeta, delle giovani generazioni, dei nostri fratelli e sorelle scout per la pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la GESCI, che quest'anno, come noi, festeggerà i suoi primi 50 anni, perché la loro energia e forza ci aiuti anche nella ricerca della felicità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, fa che nutrendoci di te ci scopriamo amati e diventiamo capaci di prenderci cura della pace, portandola nel nostro quotidiano in ogni situazione. Sostieni le nostre sorelle e i nostri fratelli martoriati dalle guerre. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, pane spezzato e vino versato per tutti noi, fa che impariamo da te a condividere equamente e con giustizia i tanti doni e ricchezze della terra. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alla processione offertoriale, oltre al calice, la tissi delle ampolle, portiamo alcuni simboli che rappresentano il MASCI.
gli scarponi, indossati non solo per uscite nella natura, ma per ogni occasione del nostro cammino e della vita quotidiana. La sicurezza e la stabilità di queste calzature ci presenta solidi e concreti in ogni occasione. La Bibbia. Siamo scout convinti che la ricerca di fede per la nostra spiritualità sia studiata ed interiorizzata con un testo basilare dell'essere cattolici. Il fazzolettone, elemento distintivo della nostra appartenenza alla grande famiglia scout, come dalla formula del giuramento e della legge scout, punti del nostro agire. Sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Solo gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ultima cena con i suoi apostoli, egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito, perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria.
di santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Zeno e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, una terra come
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di accettare la tua mensa, ma riservare una parola che io so salvato.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare di questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Allora, adesso per introdurre questo momento assieme, come avete ben visto, abbiamo due momenti importanti. Abbiamo il momento significativo, diciamo, del abbiamo questi due momenti significativi, diciamo, dove che faremo, diciamo, l'inaugurazione dove che lasciamo un momento forte all'interno del parco di Eboli, che sarebbe una clascia con una targa che faremo un momento e così via, e poi all'interno della barchessa ci sarà sempre una targa commemorativa, diciamo, fatta dalla comunità di Oderzo, in particolare il mosaico del maestro Ezio Brunera, che anche qua lasceremo un segno, diciamo, significativo per festeggiare questo nostro 70°. Allora, adesso chiediamo un attimo, visto la presenza di Massimiliano, se vuole dire due parole e dopo lasciamo un segno al nostro vescovo e poi piano piano ci incamminiamo verso l'area qua in fianco alla villa di là, dove avremo questo primo momento significativo e poi ci porteremo qua sulla barchessa dove faremo l'altro segno. Grazie. Un saluto a tutti, con qualcuno che siamo già parlati ieri. Un grazie al vescovo di Verona, che è un amico del Masci da lunga data, e con grandi cose fatte anche nella nostra base di sala, ecco, quindi è veramente sempre bello incontrarsi. Due cose dico: fra poco avremo una telefonata dalla spiaggia di Cutro, dove il vescovo in Calabria con gli adulti scout, con la 10, vivranno la conclusione del 70° nostro, come noi qui la viviamo agli Laguri, e simbolicamente lasciamo il testimone alla 10, cioè il nostro chiudere la staffetta che ha visto tutte le regioni toccare in questi 2 mesi, chiuderà proprio con quella targa di cui diceva la Quercia, di cui diceva Lionello. Sulla targa vedremo che ci sarà il simbolo del 70°, il simbolo del 50°, della 10, perché noi saremo a fare servizio a Vilaguri alla fine di agosto, ma i più giovani, i fratelli più giovani, concluderanno la loro route, e quindi è un passaggio di testimone intergenerazionale. Però non ci fermiamo qui, se no sembra una cosa chiusa tra di noi scout, no? Noi abbiamo detto che il motto del nostro 70° è più vita alla vita, non solo più vita, più senso, più pienezza alla nostra vita, come dicevo ieri, ma un impegno per la vita di tutti, per la vita. Il Papa ci ha insegnato che tutto è connesso, siamo tutti legati, perché siamo tutti fratelli, perché siamo tutti figli dello stesso padre, ci ha detto, e non solo, e siamo tutti legati con la realtà, il lavoro, la natura. E allora il segno di Cutro, della spiaggia di Cutro, che non è solo un simbolo, ma è diventato un tema della tragedia del nostro tempo, è vivere nel quotidiano del nostro tempo. Laggiù lanceranno una corona di fiore in mare, in segno di tutti coloro che lasciano la loro vita nella ricerca di una giustizia diversa, no? Dall'Africa e da quant'altro. E quindi è il tema del Masci che vuole essere calato nel nostro tempo, nella realtà, per essere seme e lievito di questa nostra realtà. No? Quindi
In tutte le regioni c'è un segno finale di questo nostro 70°. La Toscana salirà la Madonna degli Scavi su Monte Miata, la Sicilia sarà nella miniera di sale per il sale della terra ad Agrigento, la Campania sarà a Pozzuoli dove è nato il primo scautismo del sud e con il vescovo faranno una celebrazione del porto e così gli altri segni che non vi racconto. Però due simbolici ci metteremo in contatto telefonico e visivo perché noi lasciamo testimoni agli scout più giovani in Calabria lasciano un segno importante per dire che ci siamo nella presenza, nel quotidiano. Insomma, siamo scout perché, come ci ha insegnato il Concilio, fedeli a Dio e fedeli all'uomo. Non possiamo disgiungere queste due doppie fedeltà. Il nostro credo cristiano si concretizza nel nostro sporcarci le mani quotidianamente, nella vita di tutti i giorni, per dare più pienezza, più vita alla vita nostra, ma alla vita di tutti. No? E quindi questo è l'augurio della nostra chiusura del nostro 70°. Non so se può andare, ma... Siamo giunti all'assessore Luisa Geni che doveva essere con noi ma per gli impegni burocratici, istituzionali, insomma, ha fatto il possibile per essere con noi. Perciò abbiamo chiesto insomma, 2 parole anche lei, insomma, visto che è qui con noi e che ci accompagna in questo momento. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti e tutte. Beh, io non posso aggiungere niente perché ho sentito già abbastanza. Credo che per un assessore alle politiche sociali sapere di poter contare su un'energia del genere sia tantissimo, sia di grande consolazione. Per me personalmente è veramente importante sapere che questo scambio intergenerazionale forte, costante, valoriale, aggiungerei, perché i nostri ragazzi sono veramente in grande difficoltà in questo momento. Sapere che c'è qualcuno che li accompagna, che li accompagnerà e che farà un bel pezzo di strada con loro, credo che sia di grandissima consolazione, è di grandissima consolazione. Quindi veramente intanto un grazie di cuore dal sindaco Damiano Tommasi, che in questo momento è impegnato nelle cerimonie del 2 giugno e mi ha chiesto di partecipare al suo posto qui per voi, perché ci teneva veramente. Quindi grazie, veramente un grazie dal profondo del nostro cuore, dal profondo dell'amministrazione. E poi avanti perché il lavoro è tanto, c'è tanto da fare, ci stanno aspettando i ragazzi. In questi giorni veramente io ne incontro di tutti i tipi, dai ragazzi più difficili ai ragazzi anche che non hanno particolari difficoltà, intendo non hanno particolari difficoltà economiche, lavorative, ma che hanno problemi veramente di valori, hanno problemi di contenuto. Ecco, quindi questo è il lavoro che ci attende, perché se vogliamo cambiare la nostra città questo è il lavoro che dobbiamo fare. Grazie di cuore. Volevamo lasciare un segno, sì, è la storia del nostro movimento, perciò ci tenevamo che lei se lo portasse con sé e che lo facesse conoscere ulteriormente, soprattutto anche ai ragazzi, che così sanno che ci siamo. Grazie veramente di cuore della sua presenza. E non solo all'assessore, non solo a cosa, però insomma è verissimo che si è reso disponibile ad essere qui con noi, non potevamo mancare effettivamente. Ecco, è la storia del nostro movimento e ci teniamo in particolar modo che approfondisca la conoscenza. E così sappiamo che c'è un nostro libro anche nella diocesi di Verona. Va bene, grazie. Adesso allora, come vi ho detto, ci portiamo sull'area quasi davanti lì, la zona dove c'è il mare lì vicino, dove faremo prima la cerimonia, diciamo, del pianto della targa che lasciamo